Non dava i segni di cedimento, dava segni di, c'era uno splanciamento che era critico, però non c'erano i segni di cedimento. Serviva la sfera di cristallo che evidentemente Italia Nostra possiede, secondo l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese, per prevedere il cedimento avvenuto domenica di parte del muro settecentesco che delimita il terrapieno della cedraia di Villa Margherita. Zampese respinge dunque le accuse avanzate da Umberto Zandi Giacomi e dalla sua associazione. Da parte del comune dice non ci sono state negligenze. Era attenzionata da tempo, era da tempo messa in sicurezza, comunque ci tengo a dirlo, e domenica mattina quando è crollata io ero sul posto, è intervenuto subito il comune a mettere maggiormente in sicurezza la parte, sono circa 20 metri di muretta crollata. Adesso con una disposizione d'urgenza noi abbiamo informato sia sovrintendenza sia il genio civile eccetera, e faremo di tutto per ripristinarlo il più presto possibile. Ci vorrà un mese per sbrigare le pratiche della procedura e altrettanto per ripristinare il manufatto, secondo l'assessore, che spiega tuttavia come il futuro non solo del muro di cinta, ma dell'intero parco della villa, alberi, viali, fontana, sia oggetto di una riflessione da parte della Giunta. E siccome stiamo candidando per il PNRR il progetto di riqualificazione dell'intero parco di Villa Margherita, all'interno di innumerevoli interventi che ci sono in questo progetto da candidare, c'era anche tutta la riqualificazione e il recupero delle recinzioni.